Martedì 5 dicembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine e cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano ci porta a Padova. Oggi a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, in diretta TV, il funerale della 22enne uccisa dall'ex fidanzato. Il papà leggerà un messaggio. Parliamo di Giulia Cecchettin e la foto a piena pagina del Corriere delle Alpi è dedicata proprio a Giulia. Giulia, ti vogliamo bene, abbracciamo Giulia, questo è il titolo che accompagna la grande fotografia di Giulia in altalena che è stata esposta ieri sulla facciata della Basilica di Santa Giustina. Gli approfondimenti da pagina 2 a pagina 4. Per quanto riguarda il bellunese, i sindaci GSP aprono a Dolomiti Ambiente, affidato il mandato per valutare l'acquisto delle quote della società dei rifiuti. Feltre e Belluno si astengono. E adesso invece una brutta notizia per quanto riguarda il territorio bellunese, le classifiche del Sole 24 Ore, emigrazione e pochi medici, qualità della vita in declino in provincia di Belluno. L'approfondimento di Aliprandi da pagina 12 a pagina 13. Il corpo celebra la patrona, notizia che riguarda i vigili del fuoco che sono purtroppo a ranghi ridotti, il nuovo capo da Pordenone. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda appunto la qualità della vita in provincia di Belluno. Il calo continua, siamo 44esimi. La classifica del Sole: molte scuole non sono accessibili ai disabili. Un tonfo, un nuovo tonfo. L'indagine e la classifica del Sole 24 Ore non perdonano e bocciano Belluno, che scivola ancora un po' più indietro fra le province che si contendono le migliori performance in tema di qualità di vita. Nell'indagine resa nota ieri, Belluno si colloca al 44esimo posto con uno scivolone di 9 posizioni rispetto a 12 mesi or sono. 107 le province prese in esame, Belluno occupa l'ultimo posto per quanto riguarda il clima, ma se altri parametri costituiscono di fatto anche una pagella politica per gli amministratori in carica, questo dato non ha colpevoli. Ultima anche per l'accessibilità ai disabili delle scuole. Secondo l'Istat solo il 18% lo era nel 2022. Non la risolleva nemmeno il secondo posto in classifica, quello che riguarda i beneficiari del reddito di cittadinanza, 9 ogni 1000 abitanti, a fronte di una media di 540. Un tonfo, si diceva, che appare ancora più fragoroso se si pensa che solo 6 anni or sono, nel 2017, Belluno era al primo posto. L'approfondimento di Santin a pagina 2. E da questo grafico possiamo vedere la classifica di Belluno dal 2000 ad oggi. Era arrivata, come l'avete sentito, nel 2017 prima, ma comunque dal 2001 al 2017 era sempre tra i primi 5, con qualche ribasso al 23esimo nel 2003, appunto arrivando al primo posto nel 2017, e adesso, ahimè, il tonfo. Per quanto riguarda il 2023 siamo 44esimi. Eravamo ancora più in giù nel 2019, anno del Covid, risalite al 18esimo posto nel 2021 e adesso siamo tornati, lo avete sentito, al 44esimo posto. Piano per salvare Dolomiti Ambiente, ultimo tentativo di BGSP per dare un futuro all'impianto di trattamento rifiuti del Maserot, costato decine di milioni. L'approfondimento di Marsiglia, pagina 2. E la foto di copertina è dedicata alla stagione invernale, già aperta in provincia di Belluno. Primo weekend dal San Pellegrino a Cortina, migliaia invadono le piste da sci. Recupera ordigni bellici da quando aveva 9 anni. Alessandro, fin dall'età di 9 anni, coltiva un hobby molto particolare: trovare reperti della Grande Guerra 14-18 sul Col di Lana. Oggi, passati 10 anni, inaugura un museo con più di 1000 oggetti, manufatti e capi d'abbigliamento in una sala nell'albergo di famiglia. L'approfondimento di Fontanive a pagina 15. L'anniversario, Vigili del Fuoco, una festa dimezzata, premio consegnato ai figli di Sommacal, una Santa Barbara di commozione. Ieri al comando dei Vigili del Fuoco di via Col d'Arene, vissuta nel ricordo di Walter Locatello, che ha perso la vita in servizio, e Christian Sommacal, morto giovedì. Prima la messa, poi le premiazioni. A ritirare l'attestato per i pompieri di Lentiai, morto qualche giorno fa, i due figlioletti. L'approfondimento di Federica Fanta a pagina 6.
E sempre dal Gazzettino di Belluno, sport, hockey, Cortina oggi sul ghiaccio sfida Gherdaina e punta al quarto successo in 4 gare. L'iniziativa è i 7 video del CAI su YouTube per salvarsi dalle valanghe. E ancora Cortina, Comune Albergatori Uniti nell'Alleanza per il Turismo. Incominciamo con la lettura del Gazzettino di Belluno, addentriamoci al suo interno. Pagina 2 è dedicata al caso di Dolomiti Ambiente, l'inutile Maserot, serve subito il piano industriale. L'assemblea GSP si affida agli esperti per capire se l'impianto avrà un futuro. Costato 15 miliardi di vecchie lire, negli anni ha assorbito altri 20 milioni di euro. E all'anno esce dal BIN GSP e incassa 450.000 euro. All'anno di Piave esce da BIN GSP e porta a casa 450.000 euro, un passaggio che l'amministrazione alanese perseguiva dal 2003, come ricordato dalla sindaca Serenella Bogana, e che è arrivato solo ieri con il via libera di un'assemblea ridotta a una quindicina di sindaci. E adesso la qualità della vita in provincia di Belluno, brutta notizia, 5 anni di crollo dopo 15 di primati. L'annuale classifica del Sole 24 Ore mostra una tendenza verso il basso, fra gli elementi negativi l'accessibilità delle scuole, ultimi in Italia. Il grafico l'abbiamo visto, appunto, quello dedicato alla posizione che la provincia di Belluno ha mantenuto alta tra il 2001 e il 2017, e adesso appunto il crollo avvenuto nel 2019 con il passaggio al 51esimo posto e comunque nel 2023 al 23esimo posto. Queste sono le posizioni di Belluno secondo i vari indicatori nella classifica 2023 delle 107 province. Ricchezza e consumi, siamo ottavi rispetto al 2022, abbiamo perso 7 posizioni. Demografia e società, 104esimo posto rispetto al 2022, abbiamo perso 25 posizioni. Affari e lavoro, 51esimo posto, abbiamo recuperato 35 posizioni rispetto all'anno precedente. Ambiente e servizi, siamo al 37esimo posto con 5 posizioni in più rispetto al 2022. Giustizia e sicurezza, siamo al 5° posto con 4 posizioni recuperate a differenza del 2022. Cultura e tempo libero, siamo al 62esimo posto rispetto al 2022, abbiamo perso 12 posizioni. La posizione migliore riguarda le denunce di furti d'auto, siamo al 2° posto, 8,6 ogni 100.000 abitanti. La posizione peggiore invece, questa è una brutta notizia, scuole accessibili, siamo al 107° posto, il 18% delle scuole è accessibile ai disabili. Davvero una brutta notizia questa, speriamo che si possa recuperare nel più breve tempo possibile. Il commento in questo caso del presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrini. Il problema principale è lo spopolamento, le classifiche dicono alcune cose ma non sono in grado di raccontare tutto. Ricordo che Napoleone Bonaparte uscì dall'Accademia Militare classificandosi 42esimo su 58 allievi, poi sappiamo tutti quello che è diventato. Il caso ultimi per medici di base, Malus la replica, dati imprecisi, dal BEN sono 117, siamo 60esimi in Italia, non in coda, 2 incentivi a chi decide di lavorare nelle terre alte. Continuiamo con pagina 5, stagione al debutto, ottima la prima, esordio con i fiocchi sulle piste da sci, si fregano le mani gli impiantisti dopo il weekend di apertura in quota, 1 migliaio di appassionati nell'area di San Pellegrino, 25.000 a Cortina. E su YouTube 7 clip del CAI, cosa fare per salvare la vita a chi è sepolto dalla valanga. I video appunto li troverete nel canale YouTube del CAI Veneto. E adesso la giornata di Santa Barbara, la patrona dei vigili del fuoco, Walter e Christian Pompieri valorosi, il premio ai figli. Ieri i vigili del fuoco hanno celebrato la loro patrona Santa Barbara nel ricordo dei 2 colleghi deceduti. E vediamo appunto i premiati. Il premio per Christian Somacal, venuto a mancare pochi giorni fa, a ritirare il premio i suoi 2 figli, ma altri premiati sono il pompiere Paolo Fontana, Roberto Bogo, Franco Magrin, Mauro Pastori, Michele Peterle, Daniele Schena, Enzo Toffoli, Adriano Totaro, Giuliano Uselic, Dario Verdelli, Elio Borca, Ezio De Pellegrin e Ennio Lipez. Mattarella chiede fiscalità di vantaggio per la montagna, altra notizia che troverete in questa pagina del Gazzettino di Belluno. Il presidente Padrini rilancia, bisogna affrontare la questione per dare un futuro alle terre alte.
Siamo a pagina 7, notizia dal capoluogo, società e campi da calcio, l'aiuto del comune, prima tranche di 5.000 euro di contributi per le manutenzioni, in arrivo un bando di 45.000 euro per chi organizza eventi. A beneficiare dei primi fondi ASD Cavarzano, GSD Schiara e OSD Piave per gli interventi realizzati nei rispettivi impianti. L'iniziativa Springo per il no profit, ecco il bando Springo per il volontariato bellunese, si chiama così il bando che il provider locale Springo con sede a Ponte nelle Alpi ha aperto con l'intenzione di sostenere le associazioni bellunesi no profit. Croce Rossa in 120 alla cena in villa, la nuova ambulanza diventerà realtà. E continuiamo con Feltro, ospedale, addetti alle pulizie in piazza, meno ore e soldi. Ieri lo sciopero degli operatori della ditta che ha in appalto i lavori, la Euro e Promos, le condizioni peggiorate da ottobre, già 13 lavoratori si sono dimessi. Notizia di spalle sempre da Feltre, canoni sparano a Pra del Moro, la pista è pronta, le iscrizioni aperte per le attività al via dell'Enal Villaga. Siamo a Seren del Grappa, nasce l'asilo di Seren, un orgoglio. Nel piano di razionalizzazione della regione è premiato il paese che avrà la sua scuola d'infanzia, un istituto pubblico che colmerà anche il vuoto di quello privato, ormai senza suore dovrà chiudere. La soddisfazione del sindaco Dario Scopella, la nuova realtà statale troverà posto nel plesso di Rasai appena ristrutturato. E da Seren del Grappa a Santa Giustina, espropri e variante via dell'acqua vicina, il comune ha investito 50.000 euro nel sentiero strategico e il sindaco Minella appena possibile via alle opere. E ad Arsie invece alberi e luci, gli alpini tengono vive le borgate ed ecco appunto uno degli alberi installato dal gruppo alpini di Arsie. Siamo in Alpago, lupo allevatori in trasferta contestano l'animalista Fant. Il noto divulgatore stava intervenendo ad un incontro sul predatore arefrontolo. L'associazione Io non ho paura ora stempera la tensione e spiega il contesto. Limana, un premio in memoria del fotografo Bristotto. Tutte le informazioni le trovate nel sito del comune di Limana. Altre due notizie brevi, la prima ci porta a Sospirolo, al servizio della comunità giovani premiati. Ponte nelle Alpi, marinai in festa per Santa Barbara. Siamo a pagina 13 del Gazzettino di Belluno, Cortina, turismo, privati e comune alleati. Un protocollo unirà amministrazione pubblica e albergatori per collocare nelle strategie di sviluppo a lungo termine. I giochi del 2026 siano solo uno strumento di rilancio, non obiettivo finale di un percorso, serve pianificazione. San Vito, le bombe su cani e gatti volontari in Cisgiordania. E ancora Santo Stefano, coro comelico trasferta in Emilia-Romagna. Pieve di Cadore alle origini della scrittura cinese con la mostra degli ossi oracolari. La prestigiosa rassegna nel Salone della Magnifica Comunità sarà poi replicata anche a Napoli e a Padova. Cortina, Santa Barbara, festa dei Vigili del Fuoco, più triste ricordando Walter e Cristo. Notizia di cui abbiamo dato spazio anche nelle prime pagine di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano ovviamente riguarda l'ultimo saluto a Giulia Cecchettini, i funerali questa mattina alle 11 a Padova. Ti vogliamo bene, l'abbraccio di Padova a Giulia nel giorno più lungo per i funerali oggi attesi in Prato della Valle, 10.000 persone. Il papagino leggerà un messaggio per fermare i femminicidi. Chiusi accessi al Prato e strade, si consigliano i mezzi pubblici. Moraglia, rispetto e libertà sono le basi del vero amore. Il patriarca di Venezia, preghiamo per Giulia e la sua famiglia, la sua tragica fine non sia vana. E il vescovo Cipolla, oggi parole umane, il femminicidio ci mette in allarme. Saonara è pronta per l'addio, in chiesa solo 400 persone, il feretro è atteso tra le 13 e le 14, sarà sepolta vicino alla mamma, un breve momento di preghiera, poi a piedi fino al cimitero. E a proposito di femminicidi e di violenza sulle donne, 6.000 donne hanno chiesto aiuto, ma solo il 36% presenta denuncia. Il presidente della regione Veneto Zaia, alle 11 suonata il clacson per Giulia, in Veneto un centro antiviolenza su 2 è a rischio. Nel 2022 le strutture della regione hanno ospitato in totale 216 donne vittime di violenze e altrettanti figli minori. Da marzo le strutture antiviolenza dovranno dotarsi di un centrino reperibile 24 ore su 24 oppure chiuderanno. Il presidente Zaia, noi ci siamo. E la violenza di genere in Veneto, 6.009 i contatti, 3.325 le donne prese in carico.
55% ha un'età dai 31 ai 50 anni, il 65% sono diplomate o laureate, il 67% sono italiane, il 57% ha subito violenza fisica. Questo per quanto riguarda i contatti. Le donne prese in carico, il 74% ha subito violenza psicologica, il 25% accesso al pronto soccorso, il 36% denuncia alle forze dell'ordine, il 51% il violento è il coniuge partner convivente. E adesso le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 17, valutiamo l'affare Dolomiti Ambiente, Giuseppe strappa il mandato ai sindaci soci, notizia che abbiamo già trovato nell'edizione del Gazzettino di Belluno, anche queste. Continuiamo quindi con il convegno, la sfida in montagna, adattarsi ai tempi o rimanere indietro, riflessioni a più voci all'incontro in Camera di Commercio. Ferrazzi, direttore di Confindustria Belluno Dolomiti, serve trasformare Belluno da periferia a centro. Siamo a pagina 23, Feltre, il 5 per 1000 destinato ai giochi inclusivi, la scelta della denuncia dei redditi, confermata l'iniziativa per i parchi pubblici a misura di bambini disabili, vanno individuate le aree da attrezzare. E all'ospedale di Feltre, sciopero per l'appalto di pulizie, 13 addetti dimessi su 70. 3 notizie brevi che riguardano sempre Feltre, tour frazioni, domani gli assessori a Vignui, Galleria Rizzarda, venerdì laboratorio con i ragazzi su Bellati e ancora check-up alla Soforà Giapponica in piazza Isola. Santa Giustina, via dell'Acqua, avanti coi lavori, il Consiglio approva la variante, sarà creato il sentiero, mancante e posto in sicurezza l'attraversamento di via Mas, l'amministrazione comunale prosegue con l'iter per gli espropri dei terreni privati. Ancora da Feltre, notizia di un fatto di cronaca giudiziaria, non versò gli alimenti, l'ex moglie lo perdona e il giudice lo scagiona. E ancora estorsione all'amante, rapina da 20 euro all'obbligo di dimora. Siamo a Seren del Grappa, partirà da settembre la scuola materna comunale, sorgerà a Rasai, nell'ex elementare prenderà il posto della paritaria che chiuderà. Il sindaco Dario Scopel soddisfatto, completiamo la nostra offerta formativa. Basso Feltrino, Zannolla si candida a guidare 7 ville, il sindaco rompe gli ultimi indugi, restano dubbi sulla possibile candidatura dei consiglieri di minoranza, la stessa Bogana potrebbe scendere in campo come vice o come assessore. Siamo a pagina 26, asilo di Villa, vanto di una comunità, da un secolo aiuta le famiglie nell'educare. Il gruppo genitori, con l'ausilio di Lavina Lasene e Rino Cima, ne ripercorre il cammino con una raccolta di foto e dati. Notizia di Spalle, Limana, studenti delle zone alte, contributo per i trasporti. E ancora Acqua a Valbelluna, premiati i vincitori di Reflex H2O. Le foto di Ferraro, Faggiato e Sovilla, l'8, il 9 e il 10 al Circolo Fontana Veci. Siamo nel comune di Borgo Valbelluna, frazione di Trichiana. E adesso al Pago, Santa Croce, obiettivi ambiziosi, fulcro della vela per disabili, presentato dalla LNI e dal Comune il progetto #tutti a bordo, nessuno escluso, previste pedane ad hoc, gru per l'imbarco, trascinatore per varo e alloggio scafi. Continuiamo con Ponte nelle Alpi, fingevano di essere sordi e raccoglievano offerte e merce rubata in casa loro. E ancora i marinai d'Italia di Ponte celebrano Santa Giustina, unica nazionale con sede sui monti. Siamo in Agordino con pagina 28, Falcade, Palaghiaccio, gestione rinnovata per 2 anni allo Sci Club Valbiois, i lavori per il bar del Parco Giochi a gara in primavera, i costi sono saliti di 250.000 euro, la spesa in più al comune. San Nicolao fa gli straordinari, oggi va nelle case dei bimbi, domani a scuola degli anziani. Il gruppo che tiene in piedi la tradizionale lavora da tempo alle 3 giorni, finiremo venerdì con la sfilata dei Krampus in centro da Rabba ed ecco appunto alcuni componenti del gruppo San Nicolao e Krampus da Fodom con i costumi tradizionali che indosseranno in questi 3 giorni. Scusate. Pagina 29, Cortina, il turismo estivo galoppa, Cortina deve attrezzarsi. E ancora, Fondazione La Temporary Lounge fa incontrare sport ed eccellenze, notizia sempre che riguarda Cortina da un pezzo. Siamo invece adesso a Santo Stefano di Cadore, il sogno di Alex sposa quello della regola e nella piccola casada rinasce la latteria. L'ultima attività casearia nella frazione di Santo Stefano, chiuse 60 anni fa, Tomè ha entusiasmo e grandi progetti. La strage di Santo Stefano, la procura blinda la perizia su Hatter con un ultimo esame. E passiamo alla rubrica Cultura e Società, la mostra Rovigo, pari a noi, dispari a voi, torna a splendere la bella collezione che nessuno voleva. Il Conte e il Cardinale racconta attraverso le opere la storia dell'ascito silvestre di una missione culturale.
Siamo arrivati alla rubrica Giorno e Notte, il Dolomiti Film Festival a Cortina e si lavora già alla versione estiva. Belluno con Fondazione Veronesi, danza e musica per l'oncologia pediatrica. E adesso lo sport, calcio Serie D, Virvilas, il mago della Dolomiti, studiamo molto i nostri avversari. Pallavolo Serie 3, Bucco, cuore della rinascita del Belluno, a Savigliano una vittoria importante. Scusate, sci nordico, Barp scala le gerarchie in Coppa del Mondo. Il trichianese sta gareggiando come un veterano, in staffetta era sesto e ha provato a salire sul podio, non aveva senso fare calcoli. Ancora dallo sci alpino, Fede e Sofia, giganti a confronto. Talenti eccelsi, Brignone e Goggia hanno caratteri diametralmente opposti, ma hanno una grande cosa in comune, la grinta che le ha rese vincenti. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per quanto riguarda la giornata di domani, poco parzialmente nuvoloso con possibili maggiori addensamenti a cavallo delle ore centrali, precipitazioni, probabilità bassa. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.